Sta arrivando la via ora. Ok. Il tuo pezzo spacca un pochino. Ehi. Tu te la tiri poverino. Poverino. Che gli rimane la tua pussy preferisce il gordo latino. Salut zusammen, hier ist der Lionel. Ich bin nach 2 Jahren wieder mal in Turin und habe wieder eine ganze Palette an Fragen vorbereitet. Und schaut mal, was ich gefunden habe. Unglaublich. Ciao ragazzi. Come va? Der Huma, hat mir schon vor 2 Jahren ein fantastisches Interview gegeben und auch das Mal wird es wieder so sein. Du vuoi dire qualche parola? Ma niente, mi fa piacere aver rivisto Lionel dopo anni. Se vi dico la parola Svizzera, che cosa vi viene in mente? Non conosco niente. Vengono in mente gli orologi. Soldi. Veramente? Lugano. Perché Lugano? Non lo so, in realtà non lo so perché, però mi viene in mente Lugano. È incredibile! 2 anni fa tutti mi hanno detto Lugano e io nemmeno io non penso da Lugano quando qualcuno mi dica la parola Svizzera, io non penso da Lugano. Però loro qui tutti dicono Lugano. Perché Lugano? Non lo so. È famosa qui. Per quale cosa è famosa? Per i soldi. Lugano. Lugano, perché Lugano? Perché tutti mi dicono Lugano? Perché? Non capisco più niente. Non lo so. Cioccolato. Freddo. A me verrebbe in mente le lingue parlate che sono tante. Okay. Anche perché noi studiamo tedesco, quindi... Möchtet ihr auf Deutsch das Interview machen? Ja, aber... Oh. Wie gut ist euer Deutsch? Erzählt mal. No, non lo so. Siamo ancora... Esatto, livelli basi. Parlate benissimo. Allora, come ne parliamo qua in Italia, è un bel paese, si sta bene. Economicamente è un paese che è sempre stato... Cioè, è sempre stato un paese avanti. Ho fatto un anno di tedesco alle medie. Ci vuoi mostrare un po'? Hallo, ich bin Ludovica. Ich bin 14 Jahre alt und ich wohne in Turin, Italy. Super! Come ti immagini uno svizzero tipico? Ma come te? Come me? È un complimento, grazie mille. Biondo, con gli occhi azzurri. Pelle chiara. Molto alto. Non come me, in fatto. No. Simile a un tedesco. Oh, no, non mi piace questa risposta. Biondo, con gli occhi azzurri. Alto. Non come me. Non ne ho idea, forse precisino con tanti soldi. Il stereotipo numero 1, ok. Tutto ordinato, composto. Con l'orologio ovviamente sempre puntuale. Sì, non si immagina magari di trovare un africano in Svizzera, ecco. Occhi chiari, alto, biondo. Non come me. No. E tu come ti immagini? Alto, bello, cioè, fisicato magari, vestiti abbastanza... Tipo classico stereotipo. Abbastanza lussuosi anche, possiamo dire così, di marca. Che cosa pensi noi svizzeri, come noi ci immaginiamo un italiano tipico? Non lo so, penso pizza, pasta, mafia. Come la volta scorsa? Pizza, pasta, mafia? Non è cambiato niente. Okay. Allora, sicuro gesticola tanto, parla ad alta voce, nel senso urla, poi magari ci sono gli stereotipi tipo a Napoli rubano e poi... Tutti gli italiani. Scusatemi, no. Che mangiamo pizza dalla mattina alla sera, come la pasta. Se una svizzera volesse uscire con te, che cosa dovrebbe fare? Scrivermi. Svizzera, Somos. No, non lo so perché non sono mai uscito con una svizzera. Dovrebbe piacere a mia madre prima di tutto, perché se no non va bene. Capisco. E poi essere un po' ricco. Essere un po' ricco è importante. Sì. Un po' ricco, quanto sarebbe un po' ricco? Ma 50 euro per mangiare a me va bene. Vabbè, essere affettuoso perché comunque sono più o meno affettuosi di noi magari, quindi sono un po' più rigidi e io sono una tanto attaccata, quindi... Essere affettuoso non è la nostra specialità. Portarmi al ristorante la sera e poi farmi... Ristorante costoso? Sì. Perché è uno svizzero? Certo. Aspetto quello.
essere flessibili anche magari se facciamo ritardo. No? Esatto. Non incazzatevi! Noi siamo sempre in ritardo. Un ritardo di quante minute? Mezz'ora! Mezz'ora! Voi siete pazzi! Se una svizzera volesse uscire con te, che cosa lei dovrebbe fare? Allora, se è una bella ragazza, parliamoci chiaro, può essere qualsiasi, cioè alla fine siamo tutti uomini, donne, quindi basta che sia bella, simpatica, quindi non è che deve fare più di Ha tanto. bisogno di due grandi argomenti. Capito? Hai capito benissimo. Ok. Mamma ti amo perché tu mi hai cresciuto da sola, mi portavi a scuola, mi hai fatto da madre e padre in una volta sola, mi hai insegnato il rispetto.